Oggi l'avvio di nidi e materne, servizi 0-6 anni con l'obbligo di certificazione per operatori e per i genitori che inseriscono i figli, un cambiamento annunciato che già nel giorno di esordio genera le perplessità del sindacato. Previsto per decreto legge il 111 che sia i lavoratori che i genitori, che peraltro provvederanno ad inserire i loro figli, debbano essere dotati di Green Pass, pena l'esclusione dall'utilizzo del servizio. È chiaro che questa cosa mira, diciamo così, a salvaguardare le questioni legate al Covid. Rischia di ingenerare confusione se non la si norma attraverso la legge, attraverso, insisto, un obbligo, perché si rischia che poi queste sanzioni vengano previste in deroga ai contratti e senza che vi sia una legge che le prevede. E intanto non tutte le amministrazioni sarebbero in regola per far fronte al giro di boa imposto dal controllo della certificazione verde. E non tutti gli enti sono pronti a controllare il Green Pass, anche perché non è definito chi debba farlo. Quindi l'ipotesi di questa natura, il genitore sprovvisto di Green Pass non può entrare e quindi è chiaro che non inserisce neanche il figlio, il lavoratore sprovvisto di Green Pass viene esonerato dall'attività lavorativa.